Partenza mattutina per la salita a Montasio. Puntiamo decisamente a Forcella di Stays. Ecco qua la vetta. Salita Pipan. Arrivo al Brazzè. Sosta caffè. Rifugio di Brazza, 1660 qua. Oh, panoramica al Canin. No, non ti è, ti hai, mi sa ferma a stanotte. Ecco l'attacco, sì, è tanti che tocca. Che va in dove? Fammi vedere il canoccello un attimo. Cosa state guardando? E là, aspetti che il cucù là. Ah, basta lì. Ti vedi la casa? Sì. Tra l'altro il rifugio che è la via. A rifugio è la via? Sì. Ecco, sì, versi. Sì. Ecco là, che roba. Che lì è la stazione di arrivo su Giovino, tu l'avete il rifugio? Ma no, sì. E lei è la stazione di arrivo? Sì. Sì. E che là è il Plauris. Ma che roba c'è? Sì. Un po' più avanti, come lo prendi bene. Eccola lì, se vado. Prova a fare rumore. Ehi tu! Oh, che bella. Butti la sassata. Butti L'immobile, guarda. ecco, no, la si moffa adesso, guarda. Eccolo, guarda. E lì una Vedi quella immobile. di dietro, una immobile, che l'altra che corre da sì. l'altra banda. Questa chi è quella che fa la sorvegliante immobile, guarda lì. Sì. Non la Questo batte. è un fiattino più avanti, ecco. Da lì si muove io. Vado su, ma che disgraziato adesso. Fa l'amore. Fa rumore, Cristiano. Ehi! Arrivo in Forcella. Oh, siamo in prossimità della macchia di neve famosa che si vede dal balcone d'Ardago. Qui inizia la via Brazzà. Ecco lì la freccia che indica il percorso. 2 ore di marcia sino adesso, 8:38. Siamo nei tempi esatti. Prima neve è grande, va bene. Prendi? Lo Stombeco ci dà il benvenuto. Guarda che quarz là. Bella. Proprio bella la neve. L'hai visto, Cristiano? Sì. Me lo dici subito. No, parlare. Che vede che le battute là. Metteva su tutte le bande. Cerca di qualche. Miro sempre a qualche bolla. Pensa che le dà di su dritto. Ci apre la via, lo Stombeco. Bellissimo. E sono quasi diventa a Geron, Dove volano le aquile, guarda gli stambecchi dove sono là, 1, 2, 3, 4, guarda. Un aereo lì, guarda lì, una clapada. Guarda là. 5. 5. Guarda che roba. E l'aquila, guarda l'aquila. Guarda altri 3 poi pinà. Sì. Guarda un solo lì qua, era un altro. Li vedi tutti? Una gran pada. 5, 6, 7, 8, 9. 10. No, 3 anche, 3, 2, 5, 3, 8, 9, 10. Che belli che sono, guarda che roba, spettacolo. Sono spettacolosi e basta. È strano chi preferisse stare su dall'erba che le... Allora sta sempre si sponderse, Ma mangiavo, gli ha più difficoltà a mangiare su che giù sotto, lì 300 metri più sotto che c'è l'erba. Bella fresca. Ecco l'attacco della scaletta. Ecco, chi lei deve vedere di sulla scala, mi pare.
che là va su per la strada, lavorarlo. Che è che ne passava via prima? Guarda, no? Siamo all'inizio della ferrata Pipan. Attaccarlo, già noi prima non partì. Dovevo attaccarlo prima di partire. Oh, percorriamo la cresta, direzione della vetta. Dove degli amici cru che ci hanno preceduto. Guarda questo passaggio qua. Del vecchio bivacco Garrone. Ah, era un bivacco questo? Sì. Cemento, Dio. Sì, sì. Non è vado a portare il cemento adesso. Poi un cane, guarda che roba c'ho. E come l'ho fatta accendere dopo questa roba? Quegli anni. Crede che era risale ancora alla guerra mondiale, 15-18. Sicuramente. Sicuramente. So che tutta la volta i militari, non sono in siriana, portavano solo la sabbia da tutta su e io l'avevo tutta su. No, C17, siamo in vetta. Momento di relax in vetta. in più a ritornare indietro adesso. E nei pensieri, No, no. Derivi in San Giuda. Insomma, su montaggio non ce n'è altre, Che di tutti? O con la mano 118. O che non molla mutuo che è su a tote. Qua 118.
Ma tu se lo pagano l'elicottero però, se non te ha, Lo pagano, se non te ha le gambe rotte. si lo paga. Eh? Fai che ti ha fatta male? Rompete una gamba però, No. Ah no? Eh no, se c'è un intervento di emergenza no. Eh. Se lei per una monada te paghi. Ah, hai capito. Ti fai vedere sta male? 10,45 lasciamo la vetta. Carico. Siamo quasi all'attacco della ferrata. Quello sì. Tutto solo da solo perché ho il dissipatore. Gli altri legati. Ma non mi so idea. No? Ah, perché ti leghi un po' e dopo ti stufi. Allora dice faccio un 2 gradini dopo ti leghi. Graziano ci ha preceduto. È fatta tutta così. Abbiamo raggiunto una cordata con la guida che sta scendendo con estrema prudenza, giustamente, i clienti legati. Adesso cominciamo la scaletta Pipan. La guida con i suoi clienti procede con estrema cautela. Sta parti cacchi o parti là? No, sto di qua, sto di qua. Dopo tutto si fa saltare le guarde, tipo i soldi. Ma che lei più l'auto, anche lì tu puoi tornare. I canni sciolti invece scendono a loro modo. La via appena discesa. Io mi sono sempre fatta essere serata proprio per quello. Quanti anni hai, Sergio? Vabbè, per quello sei già È meglio esagerare, no? Però se uno vuole strafare poi sta a casa. Qui c'è una carovana che scende e qualche amico sotto che aspetta il turno per salire. Guarda, cammino per tutti sto becchi, eh. Sì, Acrobazie lungo la ferrata. In alternativa alla pipa si può... a prendere quei stambecchi. Sì, Belli, bella. sì, bella, bellissimo, sono con lo sperone fuori. Oh, patenti! Dio, poi! Adesso casco, lasciate
Caro Luciano, ste riprese qua ti costano un'altra bottiglia di Malvasia, eh? Ah sì sì. Te non lo sai. Stevo la cassetta. Io chi ne vuoi? Alle rece, faccio le Di quella sotto. non struccare le mani. Qua la fila la catena di montaggio si è arenata. Poi il gruppo, la via di salita, la via di discesa. Ma come andava? Tutto di dopo che Ti vieni libera? Eh? Bellissimo, guarda. Guarda che arrivano anche gli altri piccoli. Guarda, eccoli là che arrivano, vedi? E quelli là sono nati in primavera, eh. Guarda lì. Questi sono camosci però. Sì, perché diciamo, Stambecchi sono quelli che hanno le corna. Quelli sono stambecchi, no? Questi sono camosci. Du meinst, dass das auch Stampeck sind oder sind das eher? Ja, ja. Das sind Stampeck. Die haben schon ganz anders aus, aber das ist so zugebogen jetzt vorne sind. Ja, stimmt, ja, das biegt sich wieder ein. Ja. Ah, gehen Sie, kenn ich schon. Vicino, oh, guarda che vuoi sapere qualcosa. ma si parla tedesco, capisco un cazzo. Corna dello stambecco. Sono... Ero Graziano li sentado Guarda, sì. su sponderli, no? Le là lì, guarda. Questa... Boh. Graziano. E se palsa. Arrivo là, vicino. No. Girate le cavolo. Vicino. Dimmi. Girate le cavolo. Sì. Arrivo là. Metti l'auto. Guarda come ti guarda con intensità, eh. Senti l'auto. Guarda che ti vedi il corpo che appena fuori. Ah sì, sono lì, guarda. Con la guida scendiamo giù la ferrata leva. Fai un cavolone però qua, eh? Adesso due traverse dovrebbe essere. Dito? Sì, sì. Perché la vai in 2 dritta lì. Ti aspetti! Andiamo dietro, dai. Arrivati a questo punto rinunciamo alla ferrata a leva, è troppo esposta, però dovrebbe essere spettacolare in effetti. E le come che la di là è la Cerria Merlone, la Nita Goita, le tutti i sentieri sfruttano delle cengi, vedi, ma le hanno equipaggiate bene, eh? Perché ne dopo c'è l'insenatura che va dentro e la continua e la gira e va avanti sempre così. E che sai che è abbastanza longa, eh?
abbandoniamo la ferrata a leva e scendiamo per la normale di salita. Andiamo giù per il canale qua. Piccolo di Camoscio. Piccinino. Che belli animali. Ma in gruppo serio, eh? Fai ciao. Nessuno ha paura. Guarda che roba. No, una femmina sta qua. Insomma, Che lei è proprio un Bambi, guarda che bello, che è bellissimo, guarda. Che là le scelta dove, guarda che tranquillo che magna, che è il magno. guarda che va su, tranquillo. Guarda lì. Per mica una volta gli aveva messo una cosa. Sì, esatto, io che mi che vedo qua già vedi? Non sei qualche che sprizza. Sprizza va, alla canale, alla cassola. Sto qua adesso. Guarda adesso una sorpresa. Guarda che vado per il gravone, vedi po'? Non è che lei? Non va tanto in giro, no? Averlo qua. Guarda, vedo che vado per il gravone lì. Che là in 3 minuti fai 3/4. Vado a rifugio Brazzasto qua in 2 minuti. Sì. 4 salti. Vedo che molla lo sasti. Guarda che lì che traversata. Adesso lei è in crisi però lì, eh. Porca miseria, fioi. Non credo proprio, guarda. Guarda, adesso mi è accumulato. Cosa stupendo, guarda. Guarda se non sono mai colato lì. Il par piturato, lei è indeciso però, eh. Dito? Lei è un po' indeciso, sì, non è tan sicuro. Pura bestia, le dovine, eh. Oh, lì ha la cola sui piedi e poi. E ha la colla sulle fate. Hai visto? Io poi. A lei sommare taccata, però avete che insegna come la da fare. A lei la vecchia del Rio. Mi pare che lei è plena, mi pare. Sarà plena, sì. Però le preste c'è appunto che gli fa più consultare. Le prossime perché se no andasse in pieno inverno. No, non è plena. Se cosa verso il mese di ottobre, no? Andasse in primavera. Bisogna vedere quanti mesi chi porta, lo fai? No, ma è come le fede. Macchinasse in primavera, fine settembre, si metteva dentro i moton, si metteva dentro fine settembre, primi di ottobre. Macchinasse in primavera. Non sarà me a ciare ste qua, no? Ne ha fanno tanti miracoli. Guarda che l'ha segreta la schiena col corso. Guarda che sono qui. Guarda le cade là. E bisogna trovare. Cimondo e Montasio. E la foschia però. Ecco il Brazzala via. Sì, perché la longia. Ma dopo qua che ti ciappa il volo e dopo. Ah, che là? È logico. Guarda che lascia dei papaveri. Naturalmente sulle ploi, sul disgelo. Sul disgelo. Piccolo nevaiato che si vede dalle finestre di casa, d'Ardago. Ultime roccette prima del sentiero normale di discesa.
sentiero di discesa. Ecco il Brazzà. Magnifica fioritura lungo chiaioni di discesa, ed ecco la vetta coperta più o meno in quel vallone lì, si articola la via di salita. Guarda, c'è da gente che sta scendendo, meno che non siano dei camosci. Non è nessuna difficoltà, Con la funivia fino a sopra. te vai su quel cabino via fino a rifugio Gilberti praticamente, e dopo in 2 orette te Sempre che non si dichiara. ma mi penso di sì, se non la fa di d'estate. Magari un paio di volte. La mattina e la sera tornando a voi. Oh, siamo quasi arrivati al rifugio Brazzà, 40 minuti siamo arrivati. Oh, siamo arrivati finalmente al rifugio Brazzà. Bel vedere sul piano del Montasio. Perché i bicchieri di tutti quanti. Aspetta. Forca di terra rossa. E lì come fai a mettere? La cronaca, fine della gita del Montasio. Siamo arrivati alla macchina. Tutto tranquillo. Sono praticamente le 2:30. Una giornata stupenda. Giornata stupenda, commento. Peccato che nessuno non abbastanza gente abbia le palle di venire qua su. Ecco, esatto. Perché che le hai se ferma chi? Brazzà. Abbiamo percorso l'alta via dietro, su, fino alla forcella di Steix. Forca di Steix, eccola qua. Siamo saliti sul ghiaione, quella lì da destra è la variante per la parte, diciamo, a piedi, alpinistica, sentiero, a sinistra si vede la via ferrata. Siamo saliti in vetta di Montasio, Gio di Montasio. Eccolo qua. A destra si stacca il sentiero ferrato che abbiamo tentato di fare ma abbiamo rinunciato quasi subito, che si collega poi alla cima di Terra Rossa e diventa attrezzato Cerri a Merlone. La Cengiacughi è quella che percorrono quei signori, i tedeschi, fino al bivacco Suringar. Clapadorie, Curtisons e Montezabus. E qua il Cimone, Monte Cimone, che fuori cartina.